Amici di Sportisil, appassionati di calcio giovanile, buon pomeriggio e bentrovati dal Centro Sportivo Santo Canale di Palermo. In campo Vis Palermo e Villa Abate, gara valida per il campionato allievi regionali Under 17 Girone B, di fronte a due squadre che hanno iniziato bene la stagione. 7 punti per gli uomini in maglia rossa guidati da mister Salvatore Demma, uno in meno invece per il Villa Abate di mister Domenico Marino. E dunque subito un incontro, un confronto tra due squadre che vogliono rimettersi in sesto, vogliono continuare il cammino nelle zone alte della classifica di un girone che ovviamente è ancora molto lungo e ancora tanto da raccontare, a partire appunto dal match che stiamo per raccontare, che sto per raccontare. Girone B che giunto al quarto turno con la prima giornata che ha visto, o meglio, il cammino della formazione della Vis Palermo che ha visto lo 0-0 sul campo della Stella d'Oriente, poi la vittoria che abbiamo anche documentato con le nostre immagini sul Ciccio Galeotto per 4-2. La scorsa settimana altra vittoria per 4-1 sul campo del Favara Academy, in quel appunto di Favara. Di contro, come già detto in precedenza, il Villa Abate arriva a questa partita con 2 vittorie e una sconfitta al proprio attivo. Villa Abate che ha vinto 4-0 in casa con il Canicatti, ha perso 5-1 sul campo della Fortitudo Bagheria, salvo poi andrà a vincere per 5-2 contro il Team Calcio. Tra altre cose, quasi tutte le gare del girone si sono disputate e quindi vedremo un po' la situazione. Intanto pronti per dare il via a questa partita con il primo pallone a disposizione della Villa Abate, maglia nera con inserti gialli, calzettoni e calzoncini anch'essi gialli per la squadra ospite, maglia rossa, calzoncini e calzettoni neri per la Vis Palermo. Direttore di gara che è il signor Castrovinci, che dà ufficialmente il via alle danze. Allora mettetevi comodi per questo Vis Palermo Villa Abate che inizia subito con la squadra ospite che cerca di attaccare, ma c'è la chiusura immediata, c'è poi la trattenuta, i danni di Visconti, calcio di punizione, anche se prima c'era stato un fallo contro il Villa Abate. Dunque calcio di punizione, Vis Palermo che si schiera con Russo in porta col numero 1, mentre gioca subito la palla il Villa Abate con questo cross al centro, proprio Russo in uscita non perfetta, e poi l'occasione divorata da D'Ambrogio dopo veramente pochissimi secondi. E dunque trema subito la retroguardia della Vis Palermo, qui si lotta al confine della linea laterale, poi sfera che finisce fuori, rimessa Vis Palermo. Allora via con le formazioni, partendo proprio da quella di casa, qui cerca di uscire palla al piede, mette poi il pallone in fallo laterale. In porta c'è Russo, poi col numero 2 De Giorgi, con numero 3 Costa, numero 4 Arena, numero 5 Mauro, numero 6 Agnello, numero 7 Lunardi, numero 8 Marsala, mentre qui viene spazzato il pallone e la palla però rimane al limite dell'area della Vis, che completa la formazione con il numero 9 De Luca, numero 10 Livigni, numero 11 Visconti. A breve lettura anche di quella del Villa Abate dopo la chiusura di questa trama offensiva, ma c'è fuori gioco. E allora la formazione del Villa Abate con Arduino in porta, poi in ordine numerico, numero 2 Rovetto, numero 3 Macaluso, numero 4 Mazzola, numero 5 Fontana, numero 6 D'Amico, numero 7 Arrigo, numero 8 Catania, numero 9 D'Ambrogio, numero 10 Zora e numero 11 Badami. Zora che per qualche stagione ha anche giocato per il settore giovanile del Vis Palermo, al quale è stato adesso unito anche il gruppo degli allievi regionali della Vis, e dunque una specie di ex. Il numero 10 della formazione in maglia giallo-nera. La battuta con le mani intanto di De Giorgi, pallone che rimane in area, c'è il tentativo di Lonardi che poi va addirittura in sforbiciata
La palla si perde fuori non di molto, occasione anche per la Vis dopo 2 minuti e mezzo. Intanto si lotta, recupera il pallone la Vis Palermo, che adesso cerca di uscire ma non riesce a tenere palla. Poi c'è una chiusura regolare secondo il direttore di gara Danni Di Mazzola. Allora sfera buona per la Vis, che cerca di attaccare con Lonardi che va in corsa, cerca di tenere il pallone in campo. Poi c'è una deviazione. Costa alle spalle, Costa. E Villabate che riesce a uscire con Cannia, che però perde palla, e c'è il gol dell'1-0 da parte della Vis. È stato Visconti ad approfittare di un errore abbastanza clamoroso anche da parte dei giocatori del Villabate, e allora si sblocca la partita del Santo Canale. 3 minuti e mezzo e 1-0. Errore grave, se non ho visto male, da parte del numero 8 Cannia. In ogni caso si sblocca la partita qui di Tommaso Natale che almeno per qualche altro giorno sarà ancora la casa della Cus Palermo e del suo settore giovanile, almeno per quanto riguarda le gare interne di Cus e Vis Palermo, visto che è ancora in risemina il Monterboso del terreno di gioco del centro sportivo universitario di Via Altofonte. Abbiamo visto anche negli ultimi weekend, 2 settimane fa, con la gara vinta dalla Vis contro il Ciccio Galeoto, ma anche domenica scorsa con la gara tra Cus Palermo e Don Carlo Misilmeri di eccellenza, documentata anch'essa dal nostro occhio digitale, che ormai Cus Palermo è di casa qui nell'impianto gestito da Giacomo Tedesco. E domani ci sarà spazio per un altro incontro targato Cantieri Cus Academy, con i giovanissimi regionali del Cus Palermo che affronteranno il Buon Pastore. Tutte cose Buon Pastore che ovviamente relativamente a questa categoria fa parte dello stesso girone di Vis Palermo e Villabate, ed è un po' il grande avversario storicamente per la vittoria del raggruppamento. Intanto palla tra le mani di Arduino, che cerca di dare linfa alla ripartenza dei suoi, con D'Amico che gioca in avanti. Pallone recuperato da De Giorgi, rientra in tempo dal fuorigioco De Luca. La palla servita sulla destra, il cross ribattuto da Rovetto, poi ancora palla che rimane lì, allontana per un attimo la difesa sui piedi di Visconti. Palla sul sinistro, la sventagliata sul secondo, era pronto Marsala a intervenire, viene però anticipato dall'intervento di Rovetto, che poi spazza via. Arrigo poi cercato ma non trovato d'Ambrogio, e allora ricomincia dalle retrovie la Vis con il suo portiere Russo chiamato agli straordinari in avvio di partita. Intanto D'Ambrogio incespica sul terreno di gioco, scivola. Calcio di punizione per la Vis. De Giorgi, colpo di testa a mettere fuori da parte di Fontana, poi Cannia prova a lottare, riesce a tenere il pallone, guadagna calcio di punizione, trattenuta di Costa. La palla aperta a destra, intanto ancora per Cannia, col Villabate che cerca di reagire. D'Ambrogio, serie di rimpalle, alla fine la meglio Marsala. Poi Costa, il tocco largo per Lonardi che la tiene in campo. C'è l'avanzata poi di Marsala che non riesce a toccare per il compagno. Allora Rovetto ricomincia dai compagni la difesa, in particolare da Fontana. Cannia,
Può avanzare il numero 8 del Villabate, che allarga poi sul settore di sinistra dove agisce proprio Zora. Conclusione, palla fuori non di molto, ci ha provato Zora. Tanto prova a ripartire subito Lonardi, che ha spazio da prendere, lo attende Rovetto, poi la palla in verticale che viene fermata. Cannia, tocco centrale, Mazzola la riesce a girare, poi servizio in profondità, l'anticipo secco da parte di Arena, chi prova ad arrivare De Luca sul pallone, viene chiuso, rinvio dal fondo secondo il direttore di gara. Qui c'è il pallone ancora recuperato dalla Vis Palermo con Marsala che gioca in avanti. L'intervento di Mazzola che poi alza la testa, scambia con Cannia, ancora passaggi tra i due, lancio, la palla però viene agganciata, attenzione all'opportunità per il Villabate che pareggia subito con Arrigo, bravissimo qui a controllare il pallone e a presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. 1-1 dopo 9 minuti, già 2 gol. Dunque partita molto divertente, molto aperta tra due squadre che hanno subito cercato e trovato il gol. Qui subito la palla recuperata però dal Cus che può avanzare con Visconti, affonda Visconti, conclusione Mancina, parata senza problemi da Arduino che mette subito in movimento i compagni, non c'è un attimo di tregua. La battuta lunga di Cannia, dall'altra parte colpo di testa di De Giorgi, poi ancora il dribbling di Zora. Zora fermato, tutto ok, secondo l'arbitro può uscire in ripartenza Lavis, ma è fuori misura questo passaggio da parte di Arena e allora lancio. Prova ad avanzare Arrigo, l'intervento da parte di Costa, poi colpo di testa ancora in avanti, fuori gioco di Arrigo che ha provato a passare alle spalle di Agnello, direttore di gara che però ha ravvisato l'offside. Lancio in avanti, De Luca riesce a passare sul primo avversario, non sul secondo, si tratta di Fontana, poi Rovetto, lancio lungo, palla che viene coperta in fallo laterale da Costa. Tanto sistema uno scarpino Pietro Cannia, c'è fallo laterale per la Vis con Costa che inizialmente guadagna qualche metro, poi va alla battuta, il controllo spalla alla porta di Lonardi, c'è un fallo di mano di D'Ambrogio. E c'è la battuta da parte di Agnello. La palla lunga verso l'area di rigore, il colpo di testa a rimettere il pallone al centro, poi la conclusione che si perde fuori, ancora Visconti, occasionissima qui il numero 11. E palla che però viene rimessa in gioco dal fondo dal portiere Russo. C'è il tocco largo su Macaluso, poi riesce in qualche modo a passare ancora il Villabate con il servizio dall'altra parte su D'Ambrogio, chiuso da Costa. Fermato Arena, allora cerca di ripartire ancora D'Ambrogio col servizio largo a sinistra, troppo lungo su Zora.
Allora, fallo laterale per De Giorgi, il capitano della Vis. Colpo di testa di Badami e altro fallo laterale, praticamente nella stessa zolla per Emanuele De Giorgi. Battuta più lunga questa volta, l'intercetto da parte di D'Amico, poi Marsala. De Giorgi non riesce a trovare nuovamente il compagno, poi intercetta il passaggio di ritorno, riesce però ad avere la meglio Zora che passa. Badami allunga sulla sinistra, anzi si tratta di Arrigo, fermato da Mauro per quello che è il primo calcio d'angolo della partita. Lo batte il Villabate. La battuta immediata su Macaluso che va sul fondo, mette al centro, esce male però dal suo piede sinistro e allora si può ripartire dal fondo con Russo. Agnello scavalca e cerca Lonardi. Lonardi, la palla su Costa che salta nettamente Rovetto. Ancora Costa, rimontato però dal suo dirimpettaio al terzino destro del Villabate che cerca dall'altra parte Zora, 1 contro 1 con De Giorgi, serie di finte del numero 10 che salta netto De Giorgi, resiste anche ad una trattenuta, tiene il pallone per arbitro. Lo premia con il calcio di punizione. La punizione battuta in avanti, può anche controllare Agnello che poi rischia con un passaggio recuperato da Mazzola, poi Cannia. L'apertura a destra su Arrigo che sta svariando, prima a sinistra va a destra, allunga la falcata, mette al centro il pallone per il piazzato da parte di Cannia, alto, non di molto, sembrava fermo Russo. Altra occasione. Sono già tante le palle gol segnalate questo primo quarto d'ora di partita. Costa scarta verso l'interno su Arrigo e cambia gioco, colpo di testa senza grossi problemi da parte di Macaluso, poi ancora Vis che cerca di ripartire. Marsala, la palla per De Giorgi, Visconti, controllo sinistro sul fondo, non di molto, e altra occasione, sempre Visconti. Senza dubbio il più pericoloso dei suoi. Mazzola. Passato anche al calcio Ciaculli per lui. Centrocampista di qualità. Tanto fa laterale per Rovetto. Mazzola cerca il cambio gioco, lo trova per servire Macaluso, poi cerca l'anticipo dei Giorgi, forse tocca col braccio, l'arbitro non se ne avvede, allora può avanzare il capitano del Villabate che viene fermato, poi la palla diventa buona per Macaluso, costretto per intervenire il suo compagno di squadra D'Amico per intercettare il pallone. Alla fine fallo laterale per il Villabate. Mazzola con calma si appoggia da Fontana e da D'Amico. Lancio di D'Amico di testa De Giorgi. La palla diventa buona per Cannia che allarga sulla destra per Arrigo, fuori gioco. Battuta subito e battuta male la punizione dalla Vis. Rovetto con quello che poteva essere anche un tiro se avesse avuto maggiore fiducia nei suoi mezzi. Anche perché era uscito bene in anticipo il terzino destro di Mister Marino.
Attenzione all'altra parte intanto, la partenza di De Luca sul filo del fuorigioco, il numero 9 della Vis che mette al centro, c'è la deviazione e c'è anche il primo calcio d'angolo della gara per la Vis, che dunque impatta anche in questo dato statistico e arriva sul pallone Livigni. La battuta del numero 10 sul secondo palo, stacca De Luca che però dà la traiettoria opposta a quella desiderata al pallone. Prova ad uscire allora D'Ambrogio con il contropiede del Villabate, l'apertura per Zora, Zora che può cambiare gioco, effettivamente lo fa dalle parti di Arrigo, la sterzata di Arrigo, Arrigo sinistro, ribattuto da De Giorgi, provvidenziale, palla in fallo laterale. Macaluso con le mani, lo scambio forse in fuorigioco Macaluso, sì, un po' ingenuo in questo caso il numero 3 a non rientrare in tempo dall'offside. Di terzino in terzino, questa volta per una punizione se ne occupa De Giorgi. La battuta non granché, ma comunque raggiunta da Marsala che però viene fermato. Poi Arena non riesce a gestire il pallone che è preda dei giocatori del Villabate, in particolare dei due centrali, prima D'Amico e poi Fontana. Batte lungo Fontana all'indirizzo di D'Ambrogio, palla che però è comoda per Russo, il quale rimette in gioco il pallone. Agnello, tocco per Arena che si fa stoppare il lancio. L'attenzione a D'Ambrogio che si invola verso l'area. D'Ambrogio con il tocco smanacciato in calcio d'angolo dal grande volo da parte di Russo. Qui dorme un po' la difesa della Vis. La battuta del calcio d'angolo con Cannia che se ne occupa. La finta di Cannia, attende il movimento dei compagni e lo schema per favorire Mazzola che però viene anticipato dagli avversari. Poi torna sul pallone il numero 4, poi c'è il tocco di De Luca che prova a eludere la marcatura di Macaluso, raddoppiato il numero 9 che riesce comunque a fuggire. L'arbitro vede il fallo di Macaluso, fischia, calcio di punizione, ottima uscita palla al piede di Francesco De Luca. E adesso si ribalta la situazione rispetto all'azione precedente. Tutto avanti adesso l'11 in maglia rossa, invece va a difendersi, va a coprirsi la squadra di Mister Marino. Con questo calcio di punizione sulla palla sia Visconti che De Giorgi dovrebbe, a rigor di logica, andare il numero 11. Infatti se ne va De Giorgi, batte Visconti, secondo palo, non arrivano né Lonardi né Marsala. Azione che sfuma, rinvio invece per Arduino. D'Amico, tocco per Zora, ancora al contrasto con De Giorgi, fallo del capitano della Vis. Calcio di punizione in favore del Villabate, che sta probabilmente proponendo un calcio un po' più fluido rispetto a quello dei padroni di casa. Ai punti forse qualcosa di più lo meriterebbe la squadra in maglia giallonera, che muove palla con Fontana, tocco per Rovetto che propone questo cross facile
per Russo. Batte lungo Russo verso Visconti che prolunga di testa, c'è lo scontro con Macaluso, l'arbitro lascia proseguire. D'Amico intercettato da De Luca che va a fare pressing e concede solo un fallo laterale alla squadra avversaria. Lo batte Macaluso, la palla passa, arriva Marsala, l'ultimo tocco è il suo dopo il contrasto. La rimessa battuta per Mazzola, il break di Mazzola sul lato sinistro, poi la palla messa al centro, doppia deviazione, prova a subentrare senza successo Livigni, ancora palla buona per il Villabate, poi Livigni riesce con lo strappo a guadagnare il calcio di punizione, a guadagnare il cartellino giallo per Badami. Direttore di gara che annota il nome del numero 11 sul proprio taccuino. Battuta lunga di Agnello, l'uscita di Arduino che rimette subito in gioco il pallone. Zora la mette giù, riesce a resistere ad una carica, poi prova a colpire, l'arbitro vede un fallo. Punizione già battuta da Amico. Fontana, nuovamente da Amico. Come palla il numero 6. L'anticipo da parte di Marsala, poi prova a mettere giù Visconti che gira. Arriva Livigni che non riesce a far partire De Luca, poi ancora si lotta a centrocampo, l'entrata su De Luca, anzi su Livigni, punizione bis. Agnello batte lungo, colpo di testa a metter fuori, poi il primo ad arrivare sul pallone è Mazzola. C'è un fallo, il conseguente calcio di punizione, l'arbitro fa ripetere. Ricordo che nella giornata odierna si sono già giocate le prime partite con Stella d'Oriente e Favara Academy che si sono divise il punto 1-1 sul campo del Concadoro di Palermo. Il Canicattì ha vinto per 5-1 contro lo Sport Palermo, 3-1 per la Fincantieri sullo Sporting Termini. Intanto ancora si lotta, recupera palla il Villabate. Alla battuta lunga, il colpo di testa a metter fuori e poi allontanato. Dicevo di Fincantieri Sporting Termini, altra partita che abbiamo trasmesso su Sportisili, sul nostro canale YouTube. Vinta dalla squadra della Fincantieri per 3-1. E poi le vittorie di Panormus e Buonpastore rispettivamente contro Team Calcio e Ciccio Galeoto. A completare il programma domani al Comunale di Bagheria la sfida tra Fortitudo, Bagheria e Atena per una classifica che vedremo dopo l'avanzata di Rovetto, il tiro di Rovetto sopra la traversa. Classifica del girone B che vede Buonpastore e Fincantieri a punteggio pieno, 4 gare, 4 vittorie,
per le due squadre palermitane. Poi Panormus a quota 4, a quota 9 scusate, che in questo momento andrebbe a scavalcare sia la Vis Palermo che il Villabate, ferme rispettivamente a 8 e a 7 punti. De Giorgi cerca De Luca, che in qualche modo prova a spondare dopo la perdita di equilibrio. Tornando al riassunto del girone B, una sola squadra in questo momento a quota 0, ovvero sia lo Sport Palermo. Tanto a breve scavalleremo anche la mezz'ora del primo tempo. Il punteggio lo vedete di 1-1 nei primi 9 minuti. Il vantaggio Vis firmato da Visconti, il pareggio dell'uomo col pallone tra i piedi, ovvero sia Arrigo. Spazza via Lonardi, poi Mazzola in anticipo. Ancora Arrigo. Decide di alleggerire dal suo portiere Arduino. D'Amico e Fontana. Mazzola. D'Amico allarga su Macaluso, prova a distendere, prova ad allargare le maglie avversarie. Il Villabate, c'è l'ottima copertura da parte di De Giorgi per una rimessa affidata al Villabate, ma c'è già un cambio per la Vis Palermo. L'uscita di Marsala e l'ingresso in campo di Zappavigna. Zappavigna che lo scorso anno aveva giocato, così come buona parte di questo gruppo. Qui intanto attenzione ad Arrigo, però Arrigo mette al centro, allontana Agnello, poi libera la difesa della Vis, dicevo, di Zappavigna, che l'anno scorso, come tanti altri elementi di questo gruppo, aveva giocato il campionato degli Under 15, d'altronde è un 2007 come tutti gli altri, con la maglia del CUS sotto la guida di mister Salvatore Demma. Tra questi vari De Giorgio, Costa, Arena, Visconti e poi tanti altri che sono presenti in panchina, ad esempio come Terzo Adelfio Di Caccamo, Giaccone e così via. Arrigo, passaggio stoppato, poi gli dà una mano a Rovetto, prova a buttarsi nello spazio d'Ambrogio, gli taglia la strada però Mauro, che guadagna anche calcio di punizione. Scavallata la mezz'ora del primo tempo e 1-1 qui al centro sportivo Santo Canale di Palermo. Battuta lunga di Agnello, cercato De Luca, colpo di testa a mettere fuori da parte di Fontana. Costa, palleggio, poi Zappavigna viene anticipato, Mazzola allunga le sue leve e serve molto bene Arrigo. Arrigo sterza verso l'interno, viene chiuso dall'intervento di Arena, poi ancora si lotta alla meglio Arrigo. Arrigo era di rigore, riesce a girarsi molto bene. Arrigo sul fondo, fermato da Agnello, calcio d'angolo numero 3 per un Villabate che nelle situazioni importanti, nei contrasti, nei rimpalli sembra avere qualcosa in più della Vis, almeno in questa partita, mentre inizia a calare l'oscurità qui al Santo Canale, come facilmente intuibile. Secondo tempo sotto le luci dei riflettori, intanto calcio d'angolo con Cannia che batte anche da questa parte traiettoria a uscire. Colpo di testa a mettere fuori da parte di De Giorgi, poi De Luca non riesce a giocarla anche perché ha subito il fallo da parte di Badami. Allora calcio di punizione per la Vis Palermo. Battuta lunga, cerca di arrivare Lonardi, c'è però l'uscita in anticipo da parte di Arduino. Batte lungo il numero 1 del Villabate, Zappavigna. Zappavigna viene fermato
C'è ancora l'avanzata da parte di Badami che resiste. Badami cerca D'Ambrogio ma non c'è luce per servirlo. Allora Cannia con il tiro senza troppa convinzione. La palla in effetti si perde fuori. Agnello. Arena. La palla allargata sulla destra, poi De Giorgi vince il rimpallo, la palla è ancora sua. Recupera però il Villabate con il lancio. D'Ambrogio con l'aggancio plastico, fermato però da un ottimo Agnello. Poi l'arbitro ferma il gioco, c'è De Giorgi a terra. Da capire se ha fischiato fallo o se ha semplicemente fermato il gioco. Arriva adesso la luce artificiale qui al Santo Canale, quindi anche prima della fine del primo tempo. C'è ancora 11 minuti da giocare. Riprende il gioco, torna De Giorgi. Qui intanto Zappavigna recupera palla, prova a passare centralmente, perde un rimpallo e guadagna palla il Villabate che lancia, colpo di testa ancora di Agnello. Poi Arena rischia di perdere palla, De Giorgi subisce il contatto che è regolare da parte di Zora. Zora prova a passare il tunnel su Arena, ancora Zora con il destro, blocca senza problemi Russo. Ancora a terra De Giorgi. La battuta lunga di Agnello a cercare colpo di testa che non arriva da parte di De Luca. Un po' in difficoltà De Luca, da solo, spesso da solo, a lottare contro i due centrali. Colpo di testa intanto da parte di Mauro, poi quello di De Giorgi che scambia al volo con Arena. Ancora De Giorgi, cerca Zappavigna, non la trova, pallone lungo, colpo di testa da parte di D'Ambrogio. Agnello però arriva prima. De Giorgi, ultimi 9 più il recupero del primo tempo. De Luca non riesce a sfondare questa volta. De Luca può avanzare. Ancora De Luca costretto a defilarsi. Lo scarico per Livigni che non riesce a gestire palla. Il colpo di tacco da parte di Arrigo. L'intervento ai danni di Zora con De Giorgi che evita anche il fallo laterale. Zappavigna, il controllo, scambia con De Luca, letto in anticipo da Mazzola che però viene bruciato da Zappavigna. E allora può avanzare la Vis Palermo con il tocco per Livigni in profondità a cercare Lonardi. Lonardi perde il rimpallo, poi ancora Livigni sul destro, Livigni, tiro ribattuto. Batte lungo Rovetto, colpo di testa di Agnello, sempre con ottima scelta di tempo. Poi non riesce a passare Costa che però viene aiutato dallo stesso Livigni. Fermato poi da Mazzola che commette fallo, giallo. A chiedere scusa. In ogni caso calcio di punizione per
La Vis 7,5 da giocare più eventuale recupero. C'è la battuta da parte di Divigni che cerca il secondo palo, pallone che rimane in area. De Luca anticipato, c'è forse uno scontro. Arbitro fischia calcio di punizione per la Vis Palermo. Si è ripreso D'Amico. Calcio di punizione sicuramente interessante per la Vis Palermo, con Arena che ha sistemato il pallone. C'è anche De Luca sul punto di battuta. Sul pallone Visconti e De Luca. 3 in barriera per Arduino che vuole vederla. Ancora De Luca e Visconti sul pallone. L'arbitro fischia. La partenza è di Visconti, palla che si impenna sopra la traversa. Arriva il pallone per Rosario Arduino, che rimette subito in gioco il pallone. Fontana, D'Amico. Il pressing vincente della Vis, poi sbaglia il tocco Livigno, allora può uscire nuovamente il Villabate, ma sbaglia l'aggancio Zora. Colpo di testa di De Luca, poi il tocco con una mano al limite dell'area di rigore di un giocatore del Villabate. Altro calcio di punizione, già il terzo nel giro di 3-4 minuti per la formazione guidata da Mr. Dem, all'alba degli ultimi 5 minuti più recupero. Sul pallone ancora Visconti, il direttore di gara che porta il fischietto alla bocca, fischia adesso. La battuta di Visconti questa volta bassa, trova una deviazione, ma trova anche i guantoni di Arduino che rimette subito in gioco. Rovetto controlla a seguire l'avanzata del terzino destro che allunga la falcata, riesce almeno per un attimo a fermarlo Lonardi. Ancora Rovetto che lotta, sempre Rovetto praticamente in cost to cost da linea di fondo a linea di fondo, guadagna calcio d'angolo e diventa improvvisamente buona la giocata del terzino destro del Villabate. Quarto calcio d'angolo per la squadra di Mister Marino. La battuta sempre di Cannia. Primo palo, battuto male questa volta. Poi arriva il primo sul pallone Livigni. Rimane giù D'Ambrogio, palla per Lonardi. L'apertura, Visconti prova a giocare d'anticipo, un po' pericolosa qui la giocata di Magaluso che prova a ripartire. De Giorgi lo ferma, vediamo se riesce a ribaltare il fronte il Vis, ma De Luca qui la palla in profondità per Zora, troppo lunga però, non preciso Badami questa volta. E fallo laterale per la Vis con De Giorgi. Battuta lunga. Interviene D'Amico, poi chiude Zappavigna. Ancora De Giorgi, ma ancora Zora che va a vincere un altro rimpallo. D'Ambrogio, guarda la porta, prova a piazzare.
E sfera che si perde alta sopra la traversa. Il capitano del Villabate che sta provando ad incidere, non ci sta riuscendo sul piano delle palle gol. Arena a cui rischia qualcosa in uscita dal basso. La Vis Palermo che però riesce ad uscire. Costa. Lonardi col dribbling prova ad accendersi il numero 7. Il tocco per Livigni, non si chiude il triangolo. E allora buon gioco la difesa della Villabate che però sbaglia. Zappa Vigna, fronte alla porta, evita un avversario. Il tocco per Livigni, il dribbling fermato però da Rovetto. Colpo di testa di Arena che alimenta l'azione ma non è preciso. Ancora un rimpallo, alla meglio Cannia. Rovetto, Cannia con spazio per avanzare. Il numero 8 del Villabate lancia a scavalcare la linea, però chiude bene Mauro. Arena in avanti con troppa frenesia e infatti sbaglia. Mazzola col lancio alla ricerca di Arrigo, palla però troppo lunga. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro, ci sono però ancora 70 secondi. Probabile che voglia anche guardare il cronometro per valutare l'entità del recupero, ammesso che ce ne sarà. Un paio di interruzioni ci sono state in questo primo tempo per problemi fisici, nulla però di particolarmente grave, di particolarmente lungo di durata. Qui riesce intanto De Luca ad evitare un avversario. De Luca si presenta in aria, lo chiude d'amico, poi cerca e riesce ad uscire palla al piede il centrale del Villabate. D'Ambrogio, controllo orientato, resiste ad una carica, ancora D'Ambrogio, sfida Agnello, poi lancia in avanti ma sbaglia. Se ne rammarica subito e chiede scusa a Zora. Zappavigna, di prima ad Arena. Tocco largo, Lonardi con Costa che sovrappone. Lonardi costretto a scartare all'indietro. Arena evita un avversario, c'è superiorità da questa parte. Arena vince un rimpallo, poi la palla torna da lui. Livigni con l'appoggio su Visconti, vediamo cosa inventa Visconti. Palla sul sinistro, sopra la traversa. Scade il 45esimo, non c'è recupero per il direttore di gara. 1-1, un primo tempo molto divertente, molto allegro tra Vis Palermo e Villabate. Gara che però, almeno per il momento, non trova un vincitore qui dal centro sportivo Santo Canale di Palermo. Noi restiamo live qui da Tommaso Natale e vi agevoliamo un paio delle nostre clip settimanali in modo da allietare l'attesa per il secondo tempo di Vis Palermo Villabate. Tra poco. Secondo dei 3 atti in programma nel giro di un paio di settimane tra Don Carlo Misilmeri ed Enna. Dopo la gara di andata di Coppa arriva il return match per quanto riguarda il secondo turno della competizione di eccellenza, il tutto prima della grande sfida di domenica sempre al Giovanni Aloisio per quanto riguarda la sesta giornata del campionato, ma qui c'è in palio il pass per i quarti di finale. Biancorossi e gialloverdi entrambe con qualche defezione nella formazione titolare, ma in campo vanno due squadre molto competitive. Si parte dal 2-0 firmato a maglia di 2 settimane fa al Gaeta e si parte subito con un episodio da Moviola. Chiede un fallo di mano Angelo Caronia, non è dello stesso avviso l'arbitro. Poi dall'altra parte si affaccia per la prima volta in attacco la Don Carlo Misilmeri con il cross di Cerniglia, la palla che arriva lunga dalle parti di Mendola che la rimette al centro e c'è la deviazione, c'è il salvataggio dell'estremo difensore dell'Enna. Insiste Angelo Caronia, senza dubbio il più pericoloso, in casa Enna. Conclusione che si perde sul fondo. Ancora il numero 10, il folletto della compagine giallo-verde, qui mette fuori Frisella e poi c'è il miracolo di Marino sulla conclusione che viene respinta da parte di La Barbera. Altra sortita offensiva sulla fascia destra molto cavalcata dalla Don Carlo Misilmeri, qui conclusione di Fricano che termina la sua corsa oltre la linea di fondo. Poi c'è un calcio d'angolo battuto da Concialdi, il colpo di testa e la palla che si perde fuori, colpo di testa di Gigi Mendola. Ancora Don Carlo Misilmeri che cerca di attaccare, lo fa con uno scatenato Piero Concialdi, il suo cross sul secondo palo, colpo di testa di Balistreri, riesce a smanacciare Saitta, poi la palla viene allontanata dalla difesa dell'Enna.
Enna che poi si affaccia in avanti con la sortita di Guzzardi, lo scambio con Prestia, poi la palla che arriva ancora a Guzzardi, ma ci vuole uno straordinario intervento di Riccardo Pellegrino a negare la gioia del gol all'altro numero 3 in campo. Poi calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri con la palla che spiove al centro, ancora l'intervento di Saitta, poi Cosentino prova a rimetterla, ma nel frattempo l'arbitro ha fischiato fallo in attacco per la Don Carlo Misilmeri, che però insiste ancora con Concaldi, questa volta prova a mettersi in proprio, dribbla il primo avversario, ancora si defila, palla sul sinistro, conclusione che attraversa lo specchio della porta e si perde fuori. Poi arriva l'espulsione per mister Peppe Strano, reo di aver insultato qualcuno, l'allenatore oppure un altro giocatore, ma qui Pietro Balistreri, la zampata sul calcio d'angolo battuto da Concaldi, minuto 45, si sblocca la partita dell'Aloisio, la corsa sfrenata di Pietro Balistreri ancora in gol davanti al suo pubblico dopo la rete contro il Gela, per la festa con i compagni, perché questo è un gol pesantissimo ai fini del doppio confronto, ma ai fini anche della singola sfida, anche perché la Don Carlo sblocca la partita prima di andare all'intervallo di metà gara, si va infatti negli spogliatoi sull'1-0 in favore della squadra di Utro. Qui ancora contestazioni da parte dell'Enna per l'espulsione di mister Strano, che non sarà l'unica di questo folle pomeriggio di metà settimana. Inizia il secondo tempo, inizia con la Don Carlo che assalta ancora l'area dell'Enna, qui la sgroppata di Concaldi, doppio rimpallo sulla sua conclusione, alla fine a calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri che insiste con Mendola, il cross dalla sinistra, la palla che arriva in area, viene allontanata in qualche modo, poi ancora Concaldi che viene fermato, la palla arriva dalle parti di Riccardo Pellegrino, conclusione di Mancina che si perde oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo per l'Enna con la palla che spiove, viene allontanata da Cosentino di testa, poi ancora dall'aumentare l'azione c'è Prestia che mantiene la palla sul sinistro, poi propone al centro per Amaia, la conclusione respinta da Simone Marino. Poi ancora attacco da parte dell'Enna con Frisella che va a vuoto, Prestia che si mette il pallone sul destro, propone il cross, il colpo di testa con la palla che si perde fuori da parte di Alessandro, poi giocata extra lusso di Mendola per Matera che si sgancia sulla sinistra, propone il cross, non arriva a Balistreri, la palla arriva invece a Concaldi, un rigore in movimento che però si perde sopra la traversa, occasionissima per la Don Carlo che qui subisce il ritorno in attacco dalla compagine di mister Strano. Altra conclusione respinta molto bene da Marino sul primo palo in calcio d'angolo. Ancora però la squadra ospite che attacca, versante di destra con Prestia, la palla messa al centro, il colpo di testa spizzato di Amaia che si perde oltre la linea di fondo. Poi c'è un calcio d'angolo per la Don Carlo con Concaldi che gioca corto con Fricano, la palla finisce ancora al numero 10 che propone questo cross, la palla danza davanti l'area piccola ma non viene toccato da nessuno. Poi arriva l'occasione del 2-0 con Mendola che raccoglie e poi spara col sinistro a incrociare incolpevole Saitta, la palla si insacca, il gol del 2-0, il secondo in 4 giorni per Luigi Mendola che domenica ha trafitto il Plus Palermo e qui segna il gol che riporta tutti in parità a pochi minuti dalla fine. Insiste però l'Enna con questo calcio di punizione sul pallone Caronia con la palla che gira ma sorvola non solo la barriera ma anche la traversa. Altro calcio di punizione un paio di minuti più avanti però sull'altro versante, quello di destra, la conclusione di Mancina di Prestia che si perde fuori. Prestia che pochi minuti dopo questo fallo commesso ai danni di Concaldi da Sessa viene espulso, qualche parolina di troppo all'indirizzo del direttore di gara Enna, sotto di 2 gol e anche in 10 contro 11. Allora la Don Carlo sente che il momento è propizio, calcio d'angolo di Concaldi, la palla viene allontanata, poi smanaccia in qualche modo Caruso che nel frattempo è subentrato, la conclusione di Romano sulla traversa e poi Mendola non riesce, anzi è il palo ovviamente colpito da Romano. Ancora Don Carlo che insiste, la palla che rimane al limite dell'area di rigore, Secan appena entrato in campo la smista, Romano torna dall'ex giocatore della Nissa che ubriaca di finte gli avversari, poi lo scarico indietro per Concaldi che calcia scivolando. La risposta da parte di Caruso e come dicevo è subentrato a Saitta dopo il gol del 2-0, ma ancora Don Carlo che cerca di attaccare, chiude bene la difesa dell'Enna e allora si va ai calci di rigore, rigori che iniziano bene per la Don Carlo Misilmeri perché va alla conclusione Pietro Balistreri, trasformazione centrale, battuto Caruso. Poi il primo penalty
per Lenna è quello di Federico Amaya, che spiazza Marino, un tiro, un gol per entrambe. Poi Cossentino si fa ipnotizzare da Caruso, potrebbe portarsi in vantaggio Lenna con questa trasformazione della palla, che però si perde sul palo. Capitan Tosto non riesce a capitalizzare, poi però Caruso si trasforma in Superman quando riesce a smanacciare la conclusione potente di mancina di Riccardo Pellegrino. Il nuovo rigore lo calcia Rallo, che è preciso, chirurgico, batte Marino, porta in vantaggio Lenna. Poi l'interminabile rincorsa di Mario Secan, che poi calcia con il saltello e batte Saitta, rimette i suoi in carreggiata, e poi l'esultanza prima del nuovo rigore calciato male da Alfonso Sessa, tutto ancora in equilibrio. Dietro Concialdi contro Caruso, la trasformazione perfetta del 10, e poi tutto sui piedi di Vanagodudiak e sulle mani di Simone Marino. Il duello lo vince quest'ultimo, il portiere della Don Carlo Misilmeri, il classe 2004, che fa esplodere di gioia i tifosi presenti alla Luisio, fa esplodere di gioia i compagni e tutta la dirigenza. Rimonta compiuta, la Don Carlo Misilmeri vola ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, un risultato eccezionale considerando come si erano messe le cose all'andata. La gioia incontenibile meritata per la squadra di Mister Utro, che ora attende una tra Acragas, Mazzarese e Resultana San Lorenzo, visto che ci sono ancora 4 squadre del girone A di eccellenza pronte a passare il turno. Intanto ci congediamo con questa festa. Da Sportisil è tutto, alla prossima! E buon pomeriggio a tutti amici e amiche amanti di Sport Iseli. Oggi questa seconda giornata di campionato ci regala il match tra Vis Palermo e Ciccio Galeoto, un campionato valevole per gli allievi regionali Under 17 Girone B. Poi a rimorchio abbiamo gli altri, nel frattempo il tocco, la palla riesce a passare, poi si gira con la 9, ci ha provato Francesco De Luca, non trova la porta, ma si fa vedere anche la Vis Palermo. Il suo primo tiro, infatti, arrivato al minuto 4 di gioco, risponde al tiro a rimorchio, con la maglia numero 4 lo marca addirittura a uomo, possiamo dire, Andrea Livigni. Uno scontro che vedremo credo quasi per tutta la partita. Massimino prova il lancio in avanti, poi con la testa Macaluso la tocca ed è vantaggio per il Galeoto, che fa 1-0. Qui l'errore da parte di Macaluso, che forse non sente il russo chiamare la palla. Poi Visconti per De Luca, che inizia a prendere la palla. De Luca dentro l'area di rigore, cade a terra ed è calcio di rigore. Calcio di rigore. De Luca qui si è conquistato questo penalty. Ma Visconti, guarda il portiere, Visconti col sinistro, la parata del portiere, poi la respinta e non sbaglia, forse il gol più facile della sua carriera. Tapin dopo il calcio di rigore, 1-1, risultato che ritorna in parità e adesso la partita si fa ancora più bella. La tocca Zappavegna, poi Leonardi, rilancio offensivo, dall'altra parte c'è Visconti contro Bondi, lo salta, Visconti col destro, non trova la porta, poi si tocca la zona lombare, Sparacino. Sarà quindi il calcio di punizione, al momento niente in rincorsa, ma la prende adesso. Diversi passi indietro. Massimino! E poi il tocco da parte del portiere, che va giù benissimo con i tempi giusti. La distanza chiaramente non è facile, vediamo. Avanti, palla rimbalza, Sparacino non perfetto, palla rimane ancora lì. Poi il tocco da parte di Macaluso, che fa il gol del 2-1 e possiamo dire che si rifà totalmente dopo l'autogol, trovando il gol del 2-1. Ma qui intelligentissima la punizione battuta da parte di Livigni. Poi lancio in avanti Visconti contro Bondi, uno scontro che abbiamo visto quasi per tutta la partita. Vuole il sinistro, cerca il cross in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore per Leonardi, esce Sparacino, palla ancora al centro, è perfetto l'inserimento da parte di Riccardo Arena, che si inserisce con i tempi giusti, ma palla ancora perfetta da parte di Visconti, su quella fascia sta facendo ciò che vuole. Rilancio ottimo per il colpo di testa da parte di Alessi, che non trova la porta, ma ancora una volta le azioni più pericolose da Ciccio Galeotto partono sempre dai piedi del numero 8, sempre dai piedi di Massimino. Massimino, battuta morbida al centro e attraversa tutta la di rigore, quasi stava insaccando dietro le spalle del portiere, ma si salva il russo, si salva soprattutto la Vis Palermo. Ribrino lascia il pallone lì,
lo Iacono, classica rimessa lunga, Agnello con la testa, poi perdi Chizzi, sbaglia l'aggancio, ancora rimane lì, poi perdi Chizzi col sinistro e parata impressionante di Russo. Mancino perfetto di Perdichizzi che sfiora il suo secondo gol in campionato dopo quello della scorsa stagione, ma stava per fare un gol impressionante. E poi Bondi, palla alta, viene messo in difficoltà da Arena con la testa, lo anticipa, poi favorisce anche l'intervento di Giaccone che è più veloce, poi partire verso la porta. Giaccone, ancora Giaccone contro il portiere, la scivolata perfetta di Sparacino che dimentica forse il problema nella zona lombare e fa un intervento perfetto, scivolata. Arena ancora lo sprint per partire, il giocatore autore del gol del 3-1 che viene tenuto per la maglia, ma si continua. Poi il destro improvviso da parte di Marsala che ha cercato la porta con la maglia numero 14, ma il lancio offensivo di Massimino in avanti, poi la testa di Agnello, poi la tentata rovesciata da parte di Galeotto che però non va a buon fine. Si ritorna ancora in difesa per Galeotto e lotta con Giaccone che è entrato benissimo in partita. Giaccone attacca la porta dopo aver rubato la palla al difensore. Giaccone la guarda, Giaccone calcia! Giaccone! 4-1 per la Vis Palermo, adesso veramente può dire di aver chiuso la partita. Massimino prova la conclusione con il destro, Massimino, e questa volta è più fortunato, ma chiaramente tantissima bravura da parte del numero 8. Adesso trova anche il gol del 4-2 che però non basta per portare punti a casa per la Ciccio Galeotto, perché vince la Vis Palermo, vince 4-2, 3 punti in campionato i primi e adesso sale a quota 4 punti in classifica. Inizia il secondo tempo qui dal Santo Canale, centro sportivo Santo Canale, secondo tempo tra la Vis Palermo e il Villabate. Avete visto nelle immagini che abbiamo trasmesso fino a qualche secondo fa l'ultimo match casalingo della formazione guidata da mister Salvatore Demma. La vittoria per 4-2 sulla Calcio Ciccio Galeotto. Il punteggio dopo il primo tempo è di 1-1, decretato dalla rete del vantaggio segnata da Visconti per la Vis Palermo, poi il pareggio al 9° minuto del numero 7 della formazione ospite Arrigo. Non ci sono stati cambi rispetto agli schieramenti che hanno concluso il primo tempo. C'è stato un solo cambio durante la prima frazione con l'uscita dal terreno di gioco per la Vis Palermo di Marsala, all'ingresso al suo posto di Zappavigna. Dunque Vis Palermo che si schiera con Russo in porta, i terzini sono a destra De Giorgi che è anche il capitano, a sinistra Costa, i centrali sono Mauro e Agnello. Qui intanto recupera palla Arena che gioca a centrocampo con Zappavigna che ricordo è entrato nel corso del secondo tempo. Mentre la palla viene messa in fallo laterale, a completare la formazione ci sono i due esterni che sono a destra Visconti, a sinistra Lonardi e poi il trequartista Livigna alle spalle della punta che è De Luca. Dall'altra parte risponde il Villabate di mister Marino con in porta Arduino. I terzini sono Rovetto con il numero 2 e Macaluso con il numero 3. I centrali sono il numero 6 D'Amico, il numero 5 Fontana, mentre intanto attenzione a questa palla allontanata dalla difesa del Villabate. In mezzo al campo ci sono Mazzola con il numero 4, Cannia con il numero 8, poi Zora con il numero 10, Badami con il numero 11, Arrigo con il numero 7 a sostegno di D'Ambrogio che indossa la maglia numero 9 ed è anche il capitano della squadra giallonera, che qui intanto subisce l'avanzata della Vis con la palla messa al centro. Visconti sopra la traversa dopo la bellissima giocata da parte di Livigni, chance in apertura di ripresa per la Vis. Qui intanto palla recuperata dalla Vis che ha iniziato meglio dei suoi avversari questo secondo tempo, questi secondi 45 minuti. Visconti la mette al centro con il destro, palla allontanata da D'Amico, poi
cerca, spera nella volée Zappavigna, ma viene anticipato. Allora attenzione all'uscita, palla al piede di Zora, la palla allargata sulla destra per l'avanzata di Arrigo. Agnello però a chiudere. Agnello senza dubbio uno dei migliori in campo in generale. Ricordo che il CUS dopo questa sostituzione, scusate, la VIS dopo questa sostituzione, VIS Palermo che fa parte del gruppo CUS, a disposizione in panchina il secondo portiere Mazzola, poi Scardina terzo, Adelfio, Di Caccamo, Fiorentino, Giaccone e Ignoffo. Mentre intanto occhio alla palla messa al centro, la deviazione, c'è D'Ambrogio, c'è il miracolo del portiere e poi non riesce D'Ambrogio nella correzione, ad un passo dal gol anche il Villabate. Prova a uscire adesso la VIS, ma non c'è nessuno sul suggerimento di De Luca che era l'uomo più avanzato ed era dietro la linea di metà campo. Ma che palla gol che ha avuto e che non è riuscito a concretizzare il Villabate, che ricordo in panchina porta il secondo portiere Mistretta, poi Sciano, Galluzzo, Bruno, Pitarresi, Acanto, Rampolla e Ferrara. Palla che viene fatta scorrere adesso da Arrigo, senza dubbio uno dei migliori, uno dei più pericolosi in casa Villabate. Zappavigna, cambio gioco, fatto scorrere da Zora, Visconti la tiene, vince il rimpallo proprio con Zora. E poi cambia a sua volta fronte, colpo di testa di Rovetto. Prova a mettere giù ma liscia l'intervento Cannia, che poi sbaglia anche il controllo e favorisce Arena, sbaglia anche Arena però. Palla buona per ancora un lancio intercettato, questa volta lancio di Fontana, l'altra palla lunga. Prova ad arrivare Visconti, lo aspetta lì Macaluso, Visconti col sombrero, poi trattiene Macaluso, l'arbitro lascia giocare e poi fischia contro il numero 11 della VIS. Avanzato di qualche metro il punto di battuta. Lasciamo giocare 9, grazie. Andiamo dietro. Va bene qua la palla. Si può battere finalmente il calcio di punizione. È secondo tempo che è iniziato esattamente come il primo, quindi con palle gol importanti da entrambe le parti. Poi c'è stato un momento in cui il Villabate sembrava poter prendere il controllo delle operazioni, ma di occasioni non ne sono state costruite di così importanti da una parte e dall'altra. Qui De Giorgi con recupero, la corsa di Visconti, viene incontro De Luca e riceve, attacca la profondità Visconti, la palla è proprio per quest'ultimo. Visconti con la sterzata su D'Amico, il cross sul secondo palo, prova ad arrivare Livigni, che però non riesce a impattare col pallone, e ha iniziato decisamente meglio il secondo tempo la VIS. Dicevo del primo tempo, qualora ve lo foste perso, tante palle gol nei primi 20 minuti, comprese le due marcature, quella di Visconti e quella di Arrigo, ovviamente tutte occasioni che potrete rivedere negli highlights che pubblicheremo nelle prossime ore sul nostro canale YouTube. Mentre intanto attenzione all'avanzata dall'altra parte, c'è la giocata di Zora che dribbla, ancora Zora, serie di finte, fa fuori anche il secondo, calcio di rigore, fallo di De Giorgi. L'arbitro non ha avuto esitazioni, non ha avuto dubbi, ha fischiato il penalty in favore del Villabate. Anche crampi per Salvo Zora, che aveva evitato De Giorgi, forse il contatto con Arena. In ogni caso tutto pronto per la trasformazione dagli 11 metri. Sul pallone c'è D'Ambrogio, il capitano del Villabate. Le raccomandazioni del direttore di gara: non entrare all'interno dell'area di rigore, pena la ripetizione del tiro dagli 11 metri. Adesso sembra essere tutto pronto. D'Ambrogio contro Russo, fischia l'arbitro, parte D'Ambrogio con il destro, spiazzato Russo, il sorpasso del Villabate, 7,5 nel secondo tempo, segna Capitan D'Ambrogio. E poi l'esultanza collettiva, e nel momento migliore la VIS incassa il gol che la fa andare sotto per la prima volta nel punteggio.
Qui Arena sbilanciato da D'Ambrogio, tutto regolare, e c'è addirittura chance subito per il contropiede del Villabate con D'Ambrogio. Qui a vuoto Agnello che riesce comunque a sfiorarla, a servire il compagno. Si tratta di Costa, aveva provato ad allungare la falcata Lonardi contro Canni, ancora Lonardi, chiude Rovetto. Fallo laterale, adesso vedremo la reazione, se ci sarà da parte della Vis sotto nel punteggio dopo essere andata in vantaggio, dopo aver avuto ottime occasioni, anche un ottimo approccio in avvio di secondo tempo. È bastata per una sortita offensiva, è bastata una giocata da parte di Zora per portare qui intanto scontro fortuito nel quale ha avuto la peggio Arena, se non ho visto male, nella gestione del pallone. Ghiaccio spray per il numero 4 della Vis Palermo, che si rialza. Le scuse da parte di D'Ambrogio. Arena che deve guadagnare l'uscita in quanto è stato interrotto il gioco per consentirgli le cure mediche. E si riprende. Vis momentaneamente in 10. Adesso può rientrare Arena, lancio lungo a cercare De Luca. De Luca tiene l'impatto con D'Amico che poi riesce ad allontanare. Poi dall'altra parte Mauro. De Giorgi fermato dall'intervento di Zora. Ancora giù Zora, altro contatto su De Giorgi. C'è una protesta anche di D'Ambrogio che vorrebbe il provvedimento disciplinare contro l'altro capitano in campo. Intanto superati i primi 10 minuti del secondo tempo, già da 30 secondi punizione per il Villabate con la palla che spiove in area. Non semplice la lettura, ma è invece ottima l'uscita da parte di Russo che innesca subito Lonardi. Lonardi trova Arena che ha spazio, poi il lancio in avanti, il tocco di Rovetto, ancora Arena che riesce ad arrivare sul pallone dopo l'errore dell'avversario. De Luca contrastato regolarmente, forse l'arbitro lascia giocare in ogni caso con De Luca in possesso. Zappa Vigna prova ad aprire ma non trova compagni. D'Ambrogio prova a pulire ma sbaglia. Arena in profondità, l'intercetto da parte di Macaluso, di testa De Giorgi, poi ancora l'appoggio che trova nuovamente il capitano della Vis. Qui esagera. E allora palla al Villabate, palla a Macaluso che la rimette con le mani su Mazzola. Spazio per lui. Palla tesa in profondità, l'intervento di Mauro. E allora D'Ambrogio può controllare, spalla alla porta. D'Ambrogio con il tocco per l'avanzata di Arrigo. Fallo di Costa, cartellino giallo, ma soprattutto calcio di punizione da 22 metri circa per il Villabate. Calcio di punizione per il Villabate. Sono 5 gli uomini in barriera per la Vis. Sul pallone c'è Zora. Il fischio dell'arbitro. La battuta di Zora che prova a girare la barriera. La tiene in due tempi Russo. La battuta di Russo. Colpo di testa da parte di Zora. Poi Zappa Vigna prova a pulire.
Tocco per De Giorgi, lungolinea di prima, fallo su Visconti, l'arbitro lascia giocare, poi Zappavigna lotta con la sua solita grinta, passa dal centro, non trova compagni. Mazzola sfrutta il suo fisico per passare su due avversari, per riuscire a farla passare per Zora. Zora sulla corsa di Macaluso che può attaccare lo spazio, Macaluso col cross, intercettato da Mauro, calcio d'angolo numero 5 per un Villabate che adesso, dopo il gol, torna in controllo della partita. Il calcio d'angolo, il solito Cannia a batterlo, solito schema, tutti staccati sul secondo palo, poi la partenza, ma Cannia finta ancora una volta la battuta che arriva adesso, secondo palo allontanato da De Giorgi, poi Lonardi tiene il pallone in campo, prova anche la sortita in solitaria, viene aiutato da Livigni, passa in mezzo a due, fallo. Cartellino giallo per Arrigo. Intanto le proteste insistite di mister Marino, il direttore di gara che va a redarguire la guida tecnica del Villabate. Si può riprendere con ogni probabilità dopo il confronto tra il direttore di gara e il signor Marino. Con la punizione di Agnello che va lunghissimo verso l'area del Villabate, colpo di testa che mette in difficoltà Rovetto però non riesce ad evitare il calcio d'angolo e alla fine a buon gioco in qualche modo la Vis con questa giocata, e ora occhio alla battuta alla bandierina con Livigni alla battuta, pallone sul primo palo di testa De Giorgi, di pochissimo fuori il 2 che stava per segnare il 2-2. Fa salire i compagni, Arduino, non c'è lo spazio per la giocata da dietro e allora si va a lunghi verso la metà campo. C'è Zora che prolunga, colpito in pieno De Giorgi che cerca la giocata ancora su Zora, non gli dà una mano Visconti, poi spazza Macaluso. Cercato D'Ambrogio, la palla viene tenuta in campo o no? De Giorgi lungo con le mani, colpo di testa di Zora, De Giorgi ancora di testa, questa volta però fuori. E allora va con le mani Macaluso. D'Ambrogio riesce a girarsi su De Giorgi che poi allunga la falcata. Poi uno scontro. Uno scontro ripetuto tra De Giorgi e D'Ambrogio, caduto forse male il capitano della Vis, si rialza. Quella palla di Badami, il cross di Macaluso, colpo di testa di Agnello, arriva Mazzola, controllo, dribbling, c'è il fallo.
E cartellino giallo anche per Arena. Si sta un po' incattivendo la partita, se non altro dal punto di vista delle sanzioni disciplinari, perché alla fine è molto corretto l'incontro, sì, qualche contrasto duro, ma fa parte del contesto di una partita tesa, di una partita importante. Siamo ancora al quarto turno, ma di posta in palio ce n'è. Stiamo parlando di due squadre di ottimo livello, come dice la classifica e come dicono fin qui i primi 63 minuti di gioco. Intanto calcio di punizione, sulla palla c'è Cannia col destro, 4 in barriera per Russo. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, parte Cannia, giro, traversa, per la palla diventa buona per D'Ambrogio che non riesce a calciare per l'ottima posizione di Russo. Avanza De Giorgi, palla lunga, cercato De Luca che prova a sprintare con D'Amico. D'Amico gli mette il pallone in fallo laterale, rimessa per la Vis Palermo. Il fallo laterale per De Giorgi, per il capitano della Vis Palermo, che proverà ad andare dentro l'area di rigore. La battuta arriva praticamente in area piccola, colpo di testa di Mazzola, poi Zappavigna in anticipo. Il cross di De Giorgi, colpo di testa, ancora a mettere fuori Visconti! Il palo! È legno da una parte e legno dall'altra, questa volta colpisce Visconti. Ad un passo dal pari la Vis. Sfortunato, per usare un eufemismo, il numero 11, una delle anime offensive di una Vis Palermo che oggi sembra avere un po' le polveri bagnate, ma che sta creando i presupposti per cercare di rimettere in equilibrio la partita dopo aver cercato di riportarsi in vantaggio con un ottimo inizio di secondo tempo. Arena apre il compasso, palla sulla sinistra che passa per una deviazione. Leonardi prova a farla passare, il controllo di Livigni che alza il campanile verso l'area, la palla arriva a De Luca che è defilato, la mette al centro, deviazione, bravissimo, ancora Arduino, questa volta sulla deviazione fortuita di D'Amico. La battuta lunga del portiere non riesce ad arrivare Visconti, ci arriva invece Zora. Zora sombrereggia su De Giorgi, poi ancora la giocata, sempre Zora che non riesce a passare questa volta. Anche con l'aiuto di Visconti, la palla però viene recuperata da Badami. Arrigo incrocia col sinistro, palla che si perde fuori, tra altre cose si sono anche scontrati con Arena. Tutto ok per Arrigo. Battuto il rinvio dal fondo con Agnello che vuole di nuovo il pallone. Scarta sul suo avversario, su Arrigo, per la palla lunga. Diventa buona, attenzione a Livigni. L'uscita di Arduino, puntuale. E c'è spazio per Mazzola, squadre spezzate in due. Mazzola va a lungo, a vuoto qui Mauro. Esce Russo. Può succedere ancora di tutto in questi ultimi 23 minuti più recupero di testa Badami. D'Ambrogio evita Arena, poi prova a passare in profondità, chiude De Giorgi con Zora che è lì a ronzare, fastidioso alle sue spalle. Pallone che arriva comunque a Russo, il rinvio. Visconti, la palla passa, arriva De Luca che prova a girarla su De Giorgi, la insegue De Giorgi, va a dare fastidio a D'Amico. D'Amico cerca luce per rinviare, alla fine rinvia sui piedi di Visconti. Visconti prova a passare, non ci riesce. Poi Villabate che prova ad andare dall'altra parte con Zora, inseguito da Zappavigna. Zora insiste, passa dal centro su Arrigo. Arrigo fermato da Arena. Arena, tocco per De Giorgi che la porta a spasso.
Torna ad Arena che ha spazio per avanzare. In profondità a cercare De Luca. Anzi è Livigni che calcia. Sul fondo di niente Livigni. Ancora vicinissimo al gol del 2-0. Anzi al gol del 2-2 ovviamente. Intanto cambia Mister Demma. Secondo cambio della sua partita. Con l'uscita di Zappavigna che aveva a sua volta preso il posto di Marsala, al suo posto dentro Scardina. C'è anche l'uscita di Capitan De Giorgi, dentro al suo posto Fiorentino, maglia numero 18, con Costa che si prende in un colpo solo la fascia destra e anche la fascia di capitano. Fiorentino passa a sinistra. Doppio cambio dunque, ancora non cambia nulla. Mister Marino soddisfatto dei suoi, fa bene a esserlo. Scardina intanto, primo pallone della sua partita. A vuoto Rovetto che manda a vuoto anche Lonardi, la protesta del 7 in maglia rossa. Con le mani Rovetto, rischiando anche il cambio. Cannia, D'Amico, battuta a cercare Zora. Zora provò a farla passare, arriva alle sue spalle Macaluso. La palla calciata da Costa, carambola sull'altro numero 3 e dunque rimessa a Vis. Visconti, anzi De Luca che poi va a sforbiciare. Il controllo che non riesce, poi ancora De Luca che passa. De Luca porta a spasso il pallone, viene fermato dall'intervento e il ripiegamento difensivo da parte di Badami. Ci si sacrifica, ma soprattutto si lotta su ogni palla. De Luca contrastato ancora da Badami che non gli fa effettuare il cross. Poi Scardina non controlla bene, sbaglia anche Zora, ma i compagni danno una mano. Poi recupera Livigni. Lonardi ancora per Livigni, chiude Fontana. Arrigo prova a passare, allunga in velocità. Arrigo salta anche un altro avversario. Arrigo a tu per tu col portiere, lo salta Arrigo! Si è fatto tutto il campo Arrigo. E il gol del 3-1 a 20 dalla fine. Strappo importante da parte del Villabate che per la prima volta si porta sul +2. E numero 7 in grande spolvero questa sera, doppietta per Manuel Arrigo. Fatto tutto da solo, ha saltato il primo uomo, ha saltato il secondo, ha saltato Russo e l'ha messa in fondo al sacco. Gol del 3-1. Mentre arrivano, anzi arriva in realtà perché uno solo, il primo cambio del Villabate. Fuori Cannia, dentro con la maglia numero 17 Valentino Acanto. E si riparte. Poco meno di 19 minuti più recupero. Adesso il Villabate ha 2 gol di vantaggio e qui guadagna anche una punizione verso una brutta palla Arena che poi ha commesso fallo su D'Ambrogio. La battuta della punizione di Mazzola, cerca la rovesciata Arrigo, guadagna il pallone Costa che può avanzare, non la tiene però Visconti, brutta palla persa ancora. La battuta con le mani Mazzola, fermato. Qui allontanato il pallone Macaluso, poteva essere passibile di giallo, non è così secondo l'arbitro, in ogni caso Costa con le mani. Visconti prova a girarla, c'è Mazzola che arriva in anticipo su Livigni, Mazzola che sta a mio parere dominando il centrocampo, qui perde una brutta palla ma alla fine i suoi riescono in qualche modo a giocarla con il tocco di Arrigo. Arriva Acanto, l'entrata di Fiorentino.
Il rosso per Fiorentino. Il rosso per Fiorentino e dunque rimane anche in 10 la Vis Palermo. Piove sul bagnato per la squadra di Dem. Fiorentino, che era entrato 5 minuti fa al posto di De Giorgi, lascia i suoi in 10. Adesso si può discutere sull'effettiva gravità dell'entrata del numero 18 ai danni di Acanto, che dunque col primo pallone toccato guadagna anche un cartellino rosso per l'avversario. In ogni caso, calcio di punizione. Il direttore di gara, intanto che Fiorentino guadagna l'uscita dal campo, sistema la barriera perché c'è un calcio di punizione. Sul pallone c'è proprio Acanto. Fischia l'arbitro. La battuta all'interno dell'area di rigore con Zora. Chiuso da Agnello, poi la palla rimane lì. Qui prova ad andare De Luca, l'arbitro non fischia. La battuta su Zora, Costa anticipa e poi Costa mette oltre la linea laterale. Macaluso con le mani, il tocco, ma c'è il cambio, ha alzato il piede Macaluso in fase di battuta. De Luca prova a scaricare, fallo. Facciamo giocare, grazie. Facciamo giocare anche tu. Facciamo giocare. Andiamo dietro, 10. La battuta affidata ad Agnello. Mentre siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Battuta verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori da parte di Acanto e poi lascia uscire il pallone, vuole il fallo laterale Arena. Doppio cambio con l'ingresso di Ignoffo con la maglia numero 20 e di Adelfio con la maglia numero 16. Esce Livigni ed esce Lonardi con la maglia numero 7. Qui De Luca anticipato, la palla ancora buona per la giocata che però non riesce a scardina. Il controllo da parte di Costa nonostante la scivolata, ancora Costa, cambio di gioco dall'altra parte con l'avanzata di Adelfio che mette al centro il pallone, il controllo, spalla alla porta, poi il tentativo di Costa, altro palo e poi non riesce a ribadirla in rete Adelfio, doppia, gigantesca palla per la Vis per riaprire il match. E secondo legno di questo secondo tempo per la Vis. Intanto cambia ancora proprio la squadra in maglia rossa con l'ingresso di Giaccone al posto di Arena. Cambi praticamente esauriti a 12 minuti e mezzo dalla fine per Mister Demma. Mazzola. Badami allarga su Zora. Zora. Il tocco per Acanto.
fermato dall'intervento regolare da parte di Giaccone, che può far spingere la ripartenza della Vis. Lancio lungo all'indirizzo di Visconti. Visconti arriva per primo. Visconti calcia male. Adesso è la frenesia che prende il sopravvento in casa Vis Palermo. Il tempo stringe, mancano 12 minuti. Ma questa partita ci ha insegnato che ogni occasione, ogni situazione può variare l'esito dell'incontro in un senso o in un altro. Fontana, la battuta intercettata da De Luca. Fallo laterale per il Villabate con la battuta di Rovetto. Pallone recuperato dalla Vis Palermo con Visconti che la controlla sull'arrivo di Zora. Ancora Visconti che resiste alla prima carica, non resiste all'entrata di Macaluso. L'arbitro fischia, giallo per Macaluso. Giallo per Macaluso. E calcio di punizione. A breve entreremo negli ultimi 10 minuti di questa partita. C'è una chance per la Vis con questo piazzato sul pallone. Visconti che mette al centro, in mano, in braccio a Rosario Arduino. La battuta del numero 1 del Villabate. Qui a vuoto Costa, spalanca l'autostrada Zora. Poi rientra Costa, recupera il pallone. Poi può avanzare Badami. Badami mette il pallone fuori, ci atterra Zora. Intanto Zora è invitato a uscire. Devo uscire. Diamo la palla, grazie. Diamo la palla, grazie. Vai fuori. No, devo buttare giù, stai giù. Può entrare. Qui restituito il pallone al Villabate. Zora che viene fatto subito rientrare in campo. Adesso prova a palleggiare, ma sbaglia. Niente, 10 giochiamo. 10 giochiamo. Qui non riesce a girarla Adelfio. Poi prova ad andare, viene fermato fallosamente De Luca. Palla a terra. Andiamo dietro, 11. 10, grazie. C'è calcio di punizione sulla palla Agnello che propone al centro, colpo di testa da parte di Giaccone, la palla si perde fuori. Prende un po' di secondi in più Arduino per andare alla battuta. Di testa Scardina, poi di testa Visconti per la corsa di Adelfio che prova ad andare 1 contro 1. Adelfio si allarga, ancora Adelfio allunga la falcata, vince il rimpallo ma concede calcio d'angolo d'amico. Corner per la Vis affidato a Luca Scardina. Quasi tutti in area i giocatori del Villabate. Scardina sul primo palo, colpo di testa di Mazzola a mettere fuori. Poi il controllo a seguire da parte di D'Ambrogio, chiuso dall'intervento di Mauro che ripropone in avanti. Il tocco di Rovetto che addirittura se la sistema e può andare in ripartenza. Allunga la falcata Rovetto, inseguito da De Luca. Ancora Rovetto che resiste
Rovetto poi incespica, forse stanco della lunga corsa alla fine. Guadagna fallo laterale sulla chiusura di Gnoffo. La battuta con le mani proprio di Rovetto verso l'area, pallone che arriva ad Ambrogio, la controlla, spalla alla porta, va giù. Non c'è nulla secondo l'arbitro, allora riparte l'Avis con l'avanzata da parte di Visconti che allunga la falcata anche su Macaluso. Chiuso però dall'intervento di D'Amico, fallo laterale, torna in avanti l'Avis che vuole riaprire il match, vuole quantomeno evitare la sconfitta. Adelfio qui, col dribbling, ancora Adelfio, propone al centro, nessun compagno pronto. C'è però Scardina, la palla fuori. Ignoffo, forse una gamba tesa da parte di Acanto che guadagna palla, Ignoffo è scivolata, fallo laterale. Arriva il momento del cambio. Per il Villabate esce D'Ambrogio ed entra con la maglia numero 19 Ferrara. Cambio anche nella vis, anche l'ultimo, visto che eccezione fatta per il portiere Mazzola, c'era un altro giocatore di movimento in panchina ed era Danilo Terzo che prende il posto di De Luca. Adesso in avanti si porta come punta centrale Visconti. Ferrara fermato, la palla però torna ai giocatori del Villabate, ancora Ferrara che prova a difenderla, viene affrontato da Ignoffo, prova a recuperare e ci riesce poi la Vis. Visconti fermato dal solito Mazzola. Mazzola sta giganteggiando a centrocampo, ultimi 5 minuti in arrivo. Zora con il tacco a scaricare su Acanto. Acanto, serie di rimpalli, alla fine alla meglio Costa. La palla in avanti, intercettato il lancio di Giaccone. Con le mani Costa, colpo di testa. Poi Scardina, dove non ci sono maglie rosse, c'è solo Mazzola che detta il passaggio e lo trova per servire a Rigo. Rigo fermato da Ignoffo. Poi pallone recuperato molto bene da Mauro. Scardina con il lancio si propone Giaccone, la palla è proprio per Giaccone, l'uscita. Uscita da parte di Arduino che ha scortato l'uscita del pallone dall'attacco di Giaccone. E altri secondi che scorrono per un Villabate che è in fase di resistenza, nonostante l'uomo in più sta più badando a gestire 2 gol di vantaggio che a cercare eventualmente di allungare il gap e di chiudere dunque la partita qui. Zora con la giocata ancora su Costa. Chiude Costa. E qui la tecnica di Zora aiuta anche nella gestione del pallone. Qui attenzione a Ferrara, area di rigore, Ferrara evita il primo contrasto, arriva Agnello a chiudere ma è calcio d'angolo per il Villabate, anzi no. Tanto c'è cambio, esce Zora. Senza dubbio uno dei migliori in campo, entra Rampolla. Maglia numero 18. E si riparte con il rinvio, ultimi 3 minuti di partita. Acanto, tocco proprio per il nuovo entrato che in qualche modo la controlla, non riesce però a tenerla. Arriva Giaccone, il lancio di Costa, il rinvio di D'Amico, granitico D'Amico insieme a Fontana in difesa. Qui intanto Badami riesce a tenerla, attenzione a Ferrara che non la controlla. C'è rimessa in zona d'attacco per il Villabate, 2,5 da giocare.
la battuta di Ferrara, la ruleta poi, terzo però la meglio. Di testa d'amico. A vuoto Mazzola, uno dei primi mancati interventi della sua partita. Allora può correre Ignoffo sulla fascia sinistra. Ignoffo la porta avanti. Sempre Ignoffo. Prova a passare al centro. Viene fermato. Agnello, mentre c'è Costa a terra dall'altra parte. Terzo tocco sbagliato di Giaccone, che poi va anche a commettere fallo. Problemi per Costa, probabilmente crampi. Proprio quando ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco. Andiamo dietro, signori. Signori, col pallone, andiamo dietro, grazie. Andiamo dietro. Molto dietro, molto dietro. Ancora. Velocemente, grazie, ancora. Va bene qua. Si riparte con il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. D'Amico. Va giù Ferrara, il colpo di testa a mettere fuori poi Ignoffo. Rimessa per il Villabate. 25 secondi al 90esimo. E c'è un cambio nel Villabate. Esce Badami. Entra al suo posto Galluzzo, maglia numero 14. Tanto viene fatto correre Ferrara. Alla meglio però, in chiusura Mauro. Scardina. Palla in avanti, Giaccone con il cross, secondo palo allontanato. Poi a vuoto Scardina, era in fuorigioco Arrigo. 90esimo scaduto da 40 secondi. Mauro. Ignoffo anticipato da Rovetto, che poi riesce anche a passare, vince un altro rimpallo, sempre Rovetto che allunga la falcata, l'entrata di terzo. E poi la palla che viene fatta uscire. Costa. Colpo di testa a mettere fuori da parte di Macaluso. Vediamo se c'è spazio per la ripartenza, ma forse anche un po' stanco dopo tante corse a Rigo. Di testa d'amico Mazzola. Insiste Mazzola. Arrigo Ferrara, ancora Mazzola. Che rischia di perdere palla, in effetti perde palla accanto, poi Arrigo cerca l'ennesima giocata, l'arbitro lascia giocare sul contrasto con Mauro. Ignoffo batte lungo, non trova però compagni, alimenta l'azione Scardina. Costa ricomincia da Russo che batte lungo verso il centrocampo. Mazzola controlla e poi appoggia. Arrigo
per Ferrara che si invola. Ferrara col tocco. Piano piano, ma quanto basta? Ed è 4-1 per il Villabate che adesso sì, anche se siamo in pieno recupero, mette la parola fine sulla partita. Tanto scaduti, quasi scaduti 4 di recupero, ce ne sarà un altro per il gol. Battuta lunga. Sfiora quanto basta Fontana, poi Ignoffo. Scivola Adelfio, la palla è per terzo. Scardina, anticipato. Mazzola, Macaluso, qui intanto c'è il rosso per Macaluso. Non esiste. Sì, fuori dal terreno, grazie. Uno scontro con Giaccone. E dunque chiude male questa partita il Villabate, senza dubbio, anche perché salterà la prossima partita Macaluso. Sul 4-1 a pochissimi secondi alla fine. Reazione scomposta, ancora un minuto da recuperare. Recupero che sta diventando chilometrico. Battuta di Agnello verso l'area di rigore. Pallone che rimbalza ben lontano dalla zona pericolosa. E fallo laterale per... anzi, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Vis. Lo batte Ignoffo che sistema il pallone. Arriva anche Agnello, quantomeno a cercare il gol della bandiera. Pallone che arriva proprio per Agnello. L'uscita, lo scontro con Arduino. Detto di che potrebbe, visto il punteggio, anche mandare le due squadre negli spogliatoi. Pallone rimesso in gioco con Arrigo e poi con Ferrara. L'entrata di Mauro sul pallone. Sono già 6:20. Visconti batte verso l'area di rigore. Visconti e Sciarduino che si è pienamente ripreso. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro. Siamo già verso la conclusione anche del 7° minuto di recupero. Arrigo non controlla. Costa la gioca in avanti. Poi il tocco da parte di Rampolla, rimessa per la Vis Palermo. Adelfio, il tocco per Visconti, ancora a chiudere Rampolla. Esaurito anche il 7° minuto di recupero. Siamo nel corso dell'8°. Adelfio riesce a passare, tocco per Visconti, il cross, la palla che non riesce a girare verso la porta. Non è neanche calcio d'angolo. Dovrebbe anche essere l'ultimo pallone di questa partita. 7,5 oltre il tempo di recupero. Si continua. Mauro
Agnello con la sponda, poi Scardini in profondità, bella palla questa all'indirizzo di Giaccone che non arriva. Ed è finita, il direttore di Garapone, fine alla partita in trionfo per il Villabate, 4-1 sulla Vis Palermo. Un incontro che si è deciso fondamentalmente nel secondo tempo grazie allo strappo decisivo da parte della squadra di mister Domenico Marino, che si porta a quota 9, scavalca proprio la Vis in vista del prossimo turno, che sarà il quinto del girone di andata di questo campionato regionale allievi under 17. Da Sportisili, da Francesco Cammuca è tutto. Appuntamento a domattina per la gara giovanissimi regionale under 15 di Cus Palermo e Buon Pastore. Sull'uscita dal campo tra gli applausi dei genitori di entrambe le squadre. Appuntamento alla prossima.